Non una serata culturale, ma un gesto che si pone nel cammino del Giubileo della Misericordia per scoprire il cuore di Papa Francesco e perché abbia deciso di proclamare un anno santo. Ha avuto questo scopo la presentazione a Rapallo del libro intervista al Papa scritto da Andrea Tornielli, Il nome di Dio è misericordia. Assente giustificato l'autore, che è stato chiamato a partecipare al viaggio del Papa a Lesbo, Tornielli ha scritto una lunga lettera indirizzata al vescovo Alberto Tanasini, raccontando come nel dialogo col Papa abbia imparato che Dio cerca di venirci incontro per regalarci il suo perdono. Il vescovo nel suo intervento ha invitato calorosamente a leggere e meditare il libro e si è soffermato sul tema della misericordia come esperienza di tutta la vita del Papa, nata dall'ascolto della parola, dall'incontro con tantissime persone, specie nel confessionale, dall'assimilazione del magistero della Chiesa. Il volume contiene anche una lucida analisi del tempo presente che il Papa chiama il tempo della misericordia. C'è la convinzione che chi ha sbagliato deve pagare e pagare il più possibile. Non c'è possibilità di recupero. È diffusa questa mentalità. Cristian Tanana, originario della Romania, ha raccontato proprio la sua esperienza della misericordia, il desiderio di un benessere scambiato per felicità, il viaggio in Italia e a Londra, la disillusione, il miraggio del guadagno facile tramite attività illecite, l'arresto, il carcere a Roma e poi a Chiavari e quindi la partecipazione alla messa. Ogni celebrazione mi faceva sentire abbracciato. Per me era una cosa nuova, io non ero mai andato a una messa, era tutto nuovo, quindi mi faceva sentire abbracciato e voluto bene e sostenuto nel peso delle mie colpe. Questi momenti di gioia e affetto che provavo mi aiutarono a ritrovare un senso alla mia vita.